Rapallo, la città cambierà aspetto, ne è convinto il sindaco che guarda al futuro. I locali danneggiati ricostruiranno i dehors secondo il nuovo piano. Anche il porto, aggiunge il sindaco, sarà all'avanguardia. A Santa Margherita Ligure si lavora per ripristinare il funzionamento del depuratore. Liberata la sala macchina invasa dal mare, la strada da Corte alla Cervara riapre lunedì a senso unico alternato solo per i residenti. No alla cultura del trucco. Nella messa di suffragio per i cardinali defunti, Papa Francesco ha ribadito l'importanza di prepararsi all'incontro finale con Gesù e di non appiattirsi in una vita senza amore. Festa questo pomeriggio a Borzonasca per l'ingresso del nuovo parroco Don Daniele Beronio. Il vescovo ha invitato i parrocchiani della Valle Sturla a sentirsi parte attiva della diocesi di Chiavari. Monsignor Francesco Isetti ha concluso il mandato di cerimoniere vescovile. Da Monsignor Marchesani a Monsignor Tanasini, oltre 50 anni al fianco dei pastori della diocesi nel cammino di attuazione del Concilio Vaticano II. Da lunedì parte la campagna anti-influenzale nella regione Liguria con lo slogan "Influenza o vaccino, fai la scelta giusta". Obiettivo: prevenire complicazioni e code al pronto soccorso. Rientra lo sciopero dei giocatori della Virtus Entella che domani scenderanno in campo contro il Pisa. Dimostriamo al calcio che l'Entella rispetta le regole. Queste le parole del presidente Gozzi. Buonasera ai telespettatori di Tigulli Oggi. In apertura torniamo a Rapallo, dove proseguono le operazioni di ripristino dei danni della recente mareggiata. Ancora una mattina densa di appuntamenti e incontri per il sindaco che spera in fondi concreti e tempi rapidi per poter arrivare ad avviare i lavori più importanti. Non tutte le spese però competeranno al comune. Sentiamo. Il comune di Rapallo cerca di fare chiarezza in merito ad alcune voci che circolano in città. A parlarne il sindaco dopo la riunione di questa mattina. Primo, la rimozione dei relitti. Saranno i privati ad occuparsene, dice Bagnasco, e sempre loro si accolleranno le spese. Secondo punto, il porto. Anche in questo caso sarà il privato a fare i lavori di ripristino della diga. Sarà ricostruito come prima? Certo che no, spiega il primo cittadino. Verranno realizzati nuovi studi di ingegneria e di idraulica e saranno utilizzate tecniche moderne. Sempre secondo il sindaco, i proprietari sarebbero già pronti a partire e saranno lavori a tempo di record. Infine, i locali colpiti dalla mareggiata. C'è un piano dei dehors, ricorda Bagnasco, che andrà preso in considerazione. Così la città, conclude, cambierà aspetto, non sarà più come prima. C'era un progetto di rifacimento, di messa in sicurezza del lungomare, probabilmente adesso bisognerà attuarlo. Quell'intervento che pensavamo di fare sul lungomare adesso va rivisto totalmente perché le imbarcazioni e la mareggiata hanno danneggiato in più punti il lungomare, la recinzione, la ringhiera, per cui stiamo rivedendolo completamente. Mi preoccupa in questo momento anche un altro problema della canalizzazione delle acque meteoriche che con quello che è successo probabilmente sono completamente intasate, per cui cercheremo di far intervenire dei mezzi speciali per liberare le condutture. Come comune avete stanziato 200.000 euro per le somme urgenze, diciamo, per i primi interventi, pensate di fare qualcos'altro? Allora, come comune ci stiamo raffrontando come giunta in continuo e capire come impegnare tutto quello che serve nei tempi brevissimi, logicamente consentiti dalla legge, per arrivare a dare delle risposte subito. Volete aiutare Rapallo? Venite a Rapallo, perché Rapallo comunque è una città che riesce ad accogliere le attività più colpite, oltre San Michele, come le dicevo, e alcune del lungomare, sono gli stabilimenti balneari. Ecco, lì abbiamo visto veramente dei casi, hanno perso tutto. E sul sito istituzionale del Comune di Rapallo è stata predisposta una sezione apposita dove reperire tutta la modulistica e relative istruzioni di compilazione per la segnalazione dei danni conseguenti alla mareggiata. Per quanto riguarda le attività commerciali invece è possibile scaricare la modulistica che però non va presentata al Comune di Rapallo ma esclusivamente alla Camera di Commercio di Genova. Le segnalazioni di privati e assimilati come associazioni, fondazioni e enti religiosi dovranno invece essere presentate al Comune di Rapallo. Tali segnalazioni dovranno pervenire entro 30 giorni dall'evento atmosferico del 29 ottobre. Esistono due possibilità di presentazione della documentazione: in forma cartacea, presentando la documentazione stampata all'ufficio protocollo del Comune di Rapallo, o in forma elettronica inviando la documentazione all'indirizzo email PEC del Comune.
Il rettore del santuario di Montallegro invita i fedeli a partecipare alla Santa Messa di ringraziamento che celebrerà domani pomeriggio alle 16. Sarà l'occasione per ringraziare la Vergine di aver ancora una volta custodito la città di Rapallo, dove nonostante gli ingenti danni non si sono registrate vittime. Al termine della celebrazione Don Gianluca benedirà la città dall'alto con il Santo Quadretto. E il piccolo coro di San Girolamo Emiliani di Rapallo ha manifestato la sua vicinanza alla città, messa a dura prova dalla mareggiata e dal maltempo in un modo molto particolare. I piccoli cantori hanno voluto rendersi partecipi donando un canto inedito di speranza. Il tempo per realizzare una registrazione con l'intero coro non c'è stato, ma il gesto è stato comunque significativo per testimoniare la vicinanza a chi ha subito danni e a quanti si sono rimboccati le maniche per aiutare. Siamo certi, scrivono i responsabili del coro, che presto tutto tornerà più bello di prima. Per ora non possiamo far altro che donarvi un sorriso. È il sorriso proprio il titolo di questa canzone. Ne ascoltiamo alcune note. Prova a fare un sorriso ed il giorno cambierà. Quando incontri un amico che ti sembra un po' giù, forza donali un sorriso e la tristezza non c'è più. Ed è stato collaudato questo pomeriggio il presidio medico istituito dall'ASL 4 a Portofino. Intorno alle 14:30 un ottantenne residente nel borgo è stato colto da un malore. Subito è stato attivato il posto di primo soccorso allestito nella palestra comunale in via straordinaria. Il medico ha prestato i primi soccorsi e stabilizzato l'anziano, che è stato trasportato in barella fino all'imbarcadero, dove un'unità della Guardia Costiera lo ha trasportato a Santa Margherita Ligure. Qui in attesa c'era il personale del 118 e un'ambulanza che ha provveduto al trasporto dell'uomo al pronto soccorso di Lavagna. E dopo 4 giorni Santa Margherita Ligure torna piano piano alla normalità. I segni della mareggiata ci sono, ma sono meno visibili. Lunedì, rassicura il sindaco, riaprirà la parte che collega la zona di corte con la Cervara, anche se solo con un senso unico alternato per i soli residenti e i mezzi di emergenza. Tecnici al lavoro intanto per ripristinare il corretto funzionamento del depuratore. Partiamo proprio da questo nell'intervista al Primo Cittadino. Ci sono stati dei problemi e questi hanno dei risvolti anche sulla città oppure no? Il depuratore, a seguito dell'evento calamitoso di lunedì sera, è diventato inutilizzabile. Abbiamo fatto un primo tentativo di accedere alla sala elettrica che era completamente invasa dall'acqua 2 giorni fa, ma è stato impossibile perché c'erano dei cedimenti strutturali nella strada che collega la zona della stessa Giganella fino a Punta Pedale, e pertanto non sono riusciti ad arrivare macchinari di dimensioni tali da consentire lo spostamento dei detriti che occludevano l'accesso alla sala macchine. Nel frattempo però la strada è stata sistemata, per cui adesso hanno potuto accedere i mezzi pesanti che hanno liberato l'accesso. Gli autospurghi hanno già liberato l'acqua dalla sala macchine. In questo momento Iren è attiva per cercare di ripristinare il funzionamento elettrico del depuratore, che ad oggi però utilizza ancora la condotta di emergenza per lo scarico. Si può già fare così un breve riepilogo degli interventi, delle problematiche che ci sono in città? La parte interna, centro cittadino, zona di ghiaia, centro e corte è tornata in condizioni di vivibilità, la viabilità è ripristinata, i marciapiedi pedonali sono riproposti all'uso pubblico regolare, abbiamo ancora intercluso una parte della zona giardini che ha avuto danni strutturali alle pavimentazioni molto ingenti. Le attività ancora in corso sono in particolare quelle all'altezza della Capitaneria, ma probabilmente con oggi riapriremo anche tutta la parte che poi da Corte arriva fino al Covo di Nord-Est e poi alla Cervara, seppure probabilmente con la viabilità a senso unico alternato. Pertanto possiamo dire che dopo 4 giorni la città è tornata funzionante. Avete idea di qualche cifra, almeno per quanto riguarda la parte pubblica? Sono in corso accertamenti da parte degli enti preposti per capire l'entità di questi danni. Penso sicuramente che però i danni al molo, i danni alla passeggiata per Parigi e Portofino ammonteranno a una decina di milioni di euro, forse anche qualcosa di più. Un'ultima domanda sul porto. C'era un progetto di cui si stava discutendo, adesso i fatti di questi giorni cambieranno qualcosa, avranno delle conseguenze? Il progetto del porto era realizzato su uno stato attuale, che oggi non è più attuale. Per cui ritengo che necessariamente ci dovrà essere una revisione, progettuale legata al punto di partenza, che non è più lo stesso.
E questa mattina il vice sindaco di Santa Margherita Ligure, Emanuele Cozio, con delega alla protezione civile, ha effettuato un sopralluogo alla frazione di Paraggi, isolata a causa dei cedimenti della provinciale 227 e raggiungibile solo dal borgo di Portofino. Anche nel piccolo centro abitato i danni sono innumerevoli, la spiaggia è più bassa di 1,5 metri, le opere fisse degli stabilimenti balneari, dell'hotel Eit e del locale Le Carillon sono pesantemente danneggiate. Sul posto i volontari di protezione civile, insieme a chi a Paraggi ci lavora o ci abita. Sono stati effettuati una serie di sopralluoghi anche sulle parti danneggiate, la strada, la passeggiata a sbalzo, i muraglioni. Proprio a Paraggi si sta intervenendo sulla rete del gas per poter riattivare il servizio a Portofino nel minore tempo possibile. E questo pomeriggio, sempre a Santa Margherita Ligure, si è chiusa l'attività del COC, il centro operativo comunale che ha gestito l'emergenza di questi giorni. È stato fatto un bilancio degli interventi da parte di tutti i soggetti coinvolti. Tra questi la Capitaneria di Porto della cittadina. Distrutti i locali, l'operatività è stata ripristinata a Villa San Giacomo. In queste ore si sta facendo una ricognizione dei fondali sia nel porto sammargheritese che in quello rapallese, mentre particolare attenzione viene riservata alla tutela dell'ambiente nel corso del recupero delle imbarcazioni affondate. Sentiamo a questo proposito il comandante della Capitaneria. Per quanto riguarda i danni all'ambiente marino, abbiamo chiesto e ottenuto da parte del Ministero dell'Ambiente la disponibilità di 2 mezzi disinquinanti specializzati della società Castalia Ecolmar, che è la società appunto concessionaria del servizio di anti-inquinamento a livello nazionale. Di questi due mezzi uno fa base operativa necessariamente a Genova perché è di grosse dimensioni, parliamo di un rimorchiatore di circa 70 metri di lunghezza, mentre l'altro, quello più piccolo, il Tagis, è già operativo da ieri sul porto di Chiavari, perché sia Santa Margherita che Rapallo non hanno la disponibilità materiale di ormeggio in sicurezza, quindi lo abbiamo ridislocato su Chiavari e già stamattina era presente davanti al porto di Rapallo dove sta avvenendo la rimozione di qualche unità, in maniera tale che un'eventuale fuoriuscita di prodotto inquinante rimanga circoscritta nell'area in cui avviene la rimozione stessa e quindi sia possibile rimuovere il relitto stesso garantendo che il prodotto inquinante non venga disperso, anche perché abbiamo la grande sensibilità di fare attenzione all'area marina protetta, perché come sapete il nostro comune è quello più vicino all'area marina protetta e quindi è necessario ancora di più essere attenti a come le operazioni vengono svolte. Ecco perché su questo faccio un appello ai vari interessati. Bisogna andarci cautici, non è pensabile di poter procedere a una rimozione contestuale di più unità perché si rischia poi di andare a creare ulteriori problemi rispetto a quelli che già ci sono. E anche il Tigullio Orientale fa la conta dei danni della mareggiata. Si è svolto questo pomeriggio in comune a Moneglia un incontro con i privati e gli operatori economici che hanno subito danneggiamenti dalla mareggiata. Presente il consigliere regionale Claudio Muzio. È stato messo sul tavolo la necessità di interventi strutturali seri che non siano dei meri palliativi. In primo luogo il riassetto e il relativo irrobustimento della diga antistante il litorale. In secondo luogo la realizzazione di un vecchio progetto tornato di attualità relativo alla posizione di palancole sul fronte degli scaletti. Spostandosi verso la secca è emersa chiarissima la necessità di un intervento di protezione di cui si era parlato durante il sopralluogo fatto una decina di giorni fa con l'assessore regionale Marco Scaiola. Occorre procedere poi con il ripristino della massicciata che protegge tutta l'area del camping Smeraldo. Rimane sul tappeto anche la necessità di un urgente intervento sul fornello che si è creato all'altezza di Valle Grande che rischia di compromettere la viabilità principale di collegamento tra Sestri Levante e Moneglia. E sempre questo pomeriggio a Riva Trigoso si è tenuto un sopralluogo con il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone e i consiglieri regionali Muzio e Garibaldi. Hanno partecipato anche i comandanti della Capitaneria di Porto di Riva Trigoso e di Sestri Levante. Anche in questa zona del Tigullio i danni sono ingenti. L'amministrazione comunale si è già attivata per un intervento di somma urgenza a protezione della strada che ha subito l'aggressione da parte della mareggiata.
e stanziare fondi per la ricostruzione della diga di Portobello per una cifra non inferiore a 400.000 euro. Lo chiedono con una mozione i consiglieri di Seste Levante, Benedetti e Conti. I danni provocati dalla mareggiata, dicono, potevano essere attenuati da un intervento di rinforzo della diga di Levante, lavoro che non è mai stato fatto. I consiglieri invitano dunque la Giunta a commissionare al più presto uno studio. Il Consiglio Comunale di Seste Levante è convocato per lunedì sera a partire dalle 20. E il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha chiesto la sospensione delle tasse e il blocco dei mutui per le imprese ligure colpite dal maltempo che hanno interrotto l'attività. In attesa della risposta del governo alla richiesta dello stato di emergenza avanzata dalla Regione, prevista per la prossima settimana, ma di cui c'è stata la rassicurazione da parte del presidente del Consiglio Conte, continuano i sopralluoghi per la verifica dei danni su tutto il territorio. Lunedì prossimo è previsto un nuovo incontro tra il presidente della Regione Giovanni Toti e i sindaci del Tigullio e dell'Entroterra, incontro che si svolgerà in prefettura a Genova. Voltiamo pagina. La Commissione europea ha approvato il rinnovo della pesca in deroga al rossetto. La proroga, spiega l'assessore Mai, è stata concessa fino al 31 marzo 2021 ai pescherecci che sono già autorizzati a operare in Italia. La deroga riguarda sostanzialmente la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca di questa specie ittica. Il Papa adesso, non fissiamoci sulle dinamiche terrene, guardiamo oltre. Lo ha detto Francesco nell'omelia della Santa Messa che ha celebrato oggi all'altare della cattedra della Basilica Vaticana in suffragio dei cardinali e dei vescovi defunti nel corso dell'anno. Sentiamo. Il senso ultimo della vita è uscire e andare incontro allo sposo, come le 10 vergini della parabola del Vangelo di Matteo. Lo sposo, Gesù, che ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Con queste parole Papa Francesco ha ricordato i 9 cardinali e i 154 vescovi defunti quest'anno nella messa di suffragio celebrata nella Basilica di San Pietro. Un'uscita che è una chiamata per tutti, ha detto, dal grembo della madre, dalla casa dove si è nati, dall'infanzia alla gioventù e dalla gioventù all'età adulta fino all'uscita da questo mondo, e che per i ministri del Vangelo significa uscire dalla casa di famiglia a quella dove la Chiesa ci manda, da un servizio all'altro, un passaggio perpetuo fino al passaggio finale. Non fissiamoci sulle dinamiche terrene, guardiamo oltre, ha continuato Papa Francesco. L'essenziale nella vita è ascoltare la voce dello sposo. Essa ci invita a intravedere ogni giorno il Signore che viene e a trasformare ogni attività in un preparativo per le nozze con Lui. Francesco, richiamando il brano del Vangelo, ha sottolineato 3 caratteristiche dell'olio che le donne conservano con sé per tenere accesa la lampada. Non è vistoso, diffonde luce solo se si consuma, se si spende nel servizio e la preparazione. Segnalando che di fronte al Signore non contano le apparenze, conta il cuore, il Papa ha evidenziato che quello che il mondo cerca e ostenta, gli onori, la potenza, le apparenze, la gloria, passa senza lasciare nulla. Prendere le distanze dalle apparenze mondane è indispensabile per prepararsi al cielo. Occorre dire no alla cultura del trucco che insegna a curare le apparenze. Va invece purificato e custodito il cuore, l'interno dell'uomo, prezioso agli occhi di Dio, non l'esterno che svanisce. I chiamati alle nozze con Dio non possono adagiarsi in una vita sedentaria, piatta e orizzontale che va avanti senza slancio, cercando le piccole soddisfazioni e inseguendo riconoscimenti effimeri. Una vita scialba, abitudinaria, che si accontenta di fare i propri doveri senza donarsi, non è degna dello sposo. Veniamo in diocesi, festa questo pomeriggio a Borzonasca per l'ingresso del nuovo parroco Don Daniele Beronio, che lascia la Fontana Buona e diventa pastore di 2 comunità della Valle Sturla, San Bartolomeo di Borzonasca e San Lorenzo di Levaggi. Ad accogliere l'arrivo di Don Daniele, accompagnato dal vescovo, tutta la comunità dei fedeli, guidata dal sindaco Giuseppino Maschio. È seguita la messa. Durante l'omelia il vescovo ha invitato i parrocchiani della valle a sentirsi parte attiva della diocesi di Chiavari, della quale sono entrati a farne parte dal 1989, quando ci fu il passaggio dalla diocesi di Piacenza Bobbio. Don Beronio di fatto è il primo parroco nominato dalla Chiesa di Chiavari,
Chiedo a Don Daniele di rafforzare questo vincolo, di vivere la vita della comunità diocesana per vivere bene la vita delle proprie comunità parrocchiali, ha concluso Monsignor Tanasini. Dopo il rito in chiesa, animato dal coro Ramazzotto, è seguito un momento di festa sul piazzale offerto dai fedeli della comunità. E stiamo vedendo proprio le immagini di questo pomeriggio. E domani mattina alle 11 il Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, presiderà l'Eucaristia al Santuario di Nostra Signora dell'Olivo a Bacezza. La celebrazione è in occasione della consegna dei lavori di restauro conservativo e manutentivo straordinario della Chiesa. Per chi desiderasse raggiungere il santuario è possibile avere un passaggio in auto partendo alle 10:30 dal Sagrato delle Saline. Non saranno celebrate in parrocchia le messe delle 9 e al santuario e delle 10:45 nella Chiesa delle Saline. E Monsignor Francesco Isetti ha concluso con la celebrazione della solennità di tutti i santi il suo incarico come cerimoniere vescovile. In oltre 50 anni Monsignor Isetti ha percorso il cammino di attuazione del Concilio Vaticano II a fianco dei pastori della diocesi chiavarese, da Monsignor Marchesani fino a Monsignor Tanasini. Sentiamo. Un piccolo regalo a Don Franco e ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni. Quindi possiamo dire va in pensione, ma sarà penso sempre in mezzo a noi, e lascia un po' il testimone a Don Andrea Buffoli. Sì, con Don Franco c'è un'amicizia da tanti anni, fino ai tempi del seminario. Quando il Vescovo ci ha chiesto di lavorare insieme è venuto abbastanza naturale farlo, sapendo che poi pian piano Don Franco sarebbe stato, appunto, avrebbe lasciato il testimone a me, e direi che oggi è il giorno di ricordarlo e di rendergli grazie per tutto il servizio che ha fatto. Il Vescovo ha accennato all'attuazione del Concilio Vaticano II e nella Chiesa questo è stato decisivo, tante volte sofferto, come ha ricordato il Vescovo. Lui si è fatto portatore di questo e io spero di poter fare come lui, certamente, ma come mi dice sempre lui, fai meglio, però spero di fare almeno come lui, con la sua stessa dedizione e il suo stesso amore per la liturgia. Ha iniziato con Monsignor Maverna. Con Monsignor Maverna, direi con Marchesani anche, perché ci portava già al concilio, ci faceva vivere almeno 15 giorni a Roma con lui per respirare l'aria conciliare. Poi da sacerdote ordinato nel 60 sono andato viceparroco a Santa Margherita Ligure, dove mi sono fatto a contatto con la realtà, e mi è servita molto la vita pastorale. E poi mi sono dedicato, quando i vescovi mi hanno detto, a un approfondimento, lo studio, percorsi ricevuti e offerti per quanto mi è stato possibile. Ecco, stare vicino a diversi vescovi, come ha fatto, come si fa? Ma sono diversi, ma un unicum. Si cresce nella condivisione, nella comunione a servizio della Chiesa dei Fratelli. Non sono fatti con lo stampino, ma guidati dallo Spirito, e c'è una ricchezza che si acquista e si cerca poi di condividere e di partecipare. Un appuntamento che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Martedì prossimo, 6 novembre, dalle 11, all'Auditorium delle Clarisse Rapallo, gli studenti del Liceo Davigo incontreranno Alberto Quattrucci, segretario generale di Incontri Internazionali Uomini e Religioni, associazione fondata dalla comunità di Sant'Egidio. L'iniziativa è promossa dall'Ufficio Scuola della Diocesi di Chiavari per le iniziative del progetto Credere. E parte invece lunedì la campagna antinfluenzale in Liguria. La possibilità di vaccinarsi è estesa a tutta la popolazione, con particolare riguardo per le persone con più di 65 anni e le fasce a rischio. Lo scorso anno in Liguria solo il 50,1% degli over 65 si è vaccinato, un dato che per l'assessore regionale alla salute Sonia Viale va migliorato per evitare complicanze a soggetti più a rischio e per evitare lunghe attese ai pronto soccorso nella fase critica dell'epidemia. Sentiamo. Influenza o vaccino? Fai la scelta giusta, chiama il tuo medico. Con questo slogan la Regione Liguria e l'ISA lanciano la campagna antinfluenzale 2018 che partirà lunedì 5 novembre e durerà sino al 31 dicembre. La promozione della vaccinazione avviene attraverso diversi canali, dai social network ai volantini informativi. Fondamentale è l'alleanza con i medici di medicina generale che proporranno ai propri assistiti con più di 65 anni la vaccinazione o alle fasce a rischio e saranno reperibili telefonicamente in caso
caso di necessità. Il primo scoglio da superare è proprio quello informativo. Lo scorso anno quasi il 90% degli over 65 che non hanno fatto il vaccino, ovvero 142.000 su 180.000 in Liguria, non hanno ricevuto alcun consiglio sull'utilità della vaccinazione. Per quanto riguarda le persone con patologie croniche tra i 18 e i 64 anni, solo 1 su 5 si è vaccinata. Nel 2017 a livello regionale si è vaccinato il 50,1% degli ultra 65enni, un dato ancora insufficiente considerata l'età media degli abitanti della regione e le complicanze in soggetti già affetti da diverse patologie. Per questo è fondamentale lavorare in rete, spiega l'assessore regionale alla salute Sonia Viale, con collaborazione di tutti i soggetti del sistema e con l'obiettivo di garantire quest'anno la massima copertura vaccinale possibile. Allo stesso modo, un'adeguata prevenzione potrà evitare disagi e lunghe attese per codici verdi o bianchi al pronto soccorso. Nell'ASL 4 la vaccinazione può essere somministrata anche negli ambulatori di Chiavari il lunedì e il mercoledì dalle 8:30 alle 12, il mercoledì anche dalle 14 alle 16:30, a Rapallo dalle 8:30 alle 12 del martedì e dalle 14 alle 16:30, a Santa Margherita Ligure il mercoledì dalle 8:30 alle 10, a Sestri Levante il giovedì dalle 8:30 alle 12, a Cicagna il martedì dalle 9 alle 12 e nei poli di Borzonasca, Reggio Aglio e Varese Ligure. La cronaca adesso, i carabinieri di Lavagna hanno arrestato un 26enne residente a Rapallo. I militari hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Procura di Genova in seguito agli atti persecutori e alle lesioni causate dal giovane nei confronti dell'ex fidanzata tra il 2017 e il 2018. Il ragazzo è stato portato in una comunità terapeutica in Piemonte. I carabinieri di Sestri Levante invece hanno denunciato per tentato furto una 51enne campana senza fissa dimora e disoccupata. La donna ha provato a rubare il cestino delle offerte in una chiesa di Sestri nel tardo pomeriggio del 1° di novembre, ma è stata messa in fuga. I militari l'hanno poi identificata nella vicina stazione ferroviaria. Lo sport adesso, è rientrata la minaccia di sciopero avanzata dai giocatori della Virtus Entella che nei giorni scorsi avevano deciso di non scendere in campo domani contro il Pisa per protestare contro la decisione della Lega Pro di far riprendere il campionato ai biancocelesti, nonostante martedì ci sia l'udienza del TAR del Lazio che dovrà decidere sulla riammissione o meno del club in Serie B. Oggi pomeriggio i giocatori hanno incontrato il presidente Antonio Gozzi. Da lontano mi era difficile intuire i motivi della protesta e confrontandomi con loro ho capito che il voler alzare le mani e fare un passo indietro voleva essere uno strumento per evidenziare in modo clamoroso l'ingiustizia che l'Entella sta vivendo, scontrandosi con sentenze e ricorsi, indifferenza e malafede. Queste le parole del presidente biancoceleste affidate ad un comunicato della società. Ho trovato un gruppo unito e maturo, ma anche indebolito e provato da questa infinita attesa che mortifica la professionalità del calciatore e la dignità della persona. Insieme abbiamo convenuto che la strada più utile non è scioperare, ma attendere la sentenza del TAR, dimostrando al sistema calcio che l'Entella rispetta le regole. Domani dunque la squadra di mister Boscaglia scenderà in campo al Comunale di Chiavari alle 16:30 a testa alta e con grande senso di responsabilità da veri combattenti, confidando nel sostegno del nostro pubblico. Non molliamo, tutti uniti. Queste le parole con le quali si conclude il comunicato del presidente Gozzi. E parliamo adesso della gara podistica della 10 km che si è svolta a Chiavari il 1° di novembre, questa volta senza particolari disagi al traffico grazie alle tempestive comunicazioni. Sentiamo. 380 gli iscritti alla gara podistica di Chiavari che hanno corso tra le vie del centro città e del lungomare. La loro tenacia è stata premiata dal meteo che, nonostante le iniziali incertezze, ha fatto vedere anche qualche scorcio di sole. La manifestazione competitiva, con partenza e arrivo in piazza Mazzini, è stata vinta per gli uomini dal 25enne Ghibrianna Savio. Questa edizione sono riuscito a spuntarla sul forte ritmo Amendral di alta spedizione. È stata una bella gara, il primo giro i ritmi erano abbastanza importanti per me e stavo un po' in coda. Il secondo giro abbiamo un po' rallentato e ce la siamo giocati verso gli ultimi chilometri. 100 persone invece hanno corso nella Family Run, soddisfatti dunque gli organizzatori della SD Chiavari Tiguglio Outdoor. Ci ha graziato il tempo, purtroppo pochi
Poche iscrizioni sul posto perché con la pioggia di questi giorni e soprattutto le emergenze che abbiamo avuto nel Tigullio, chiaramente non era una priorità, non è stata una priorità venire a correre, capisco, ci mancherebbe, non siamo, anzi noi siamo rimasti bloccati qua, ma anzi sarebbe da andare a dare una mano agli altri. Tutte le persone che sono state allertate ieri all'ultimo per venire a darci una mano perché siamo rimasti senza 40 volontari che erano chiaramente precettati per delle allerte, per delle cose differenti, cioè, siamo rimasti senza queste persone, quindi abbiamo contattato quante più persone che hanno risposto positivamente e ci hanno permesso di realizzare l'evento, diversamente non avremmo potuto per una questione di sicurezza. In occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Circolo Filatelico Numismatico Chiavarese organizza una mostra allestita nei locali della Banca Carige in piazza Roma a Chiavari. Sarà aperta per tutto novembre con ingresso libero e negli orari di apertura dell'istituto. Dato che le collezioni, monete, francobolli, cartoline e molto altro ancora sono numerose, a partire da ogni lunedì vi sarà una rotazione delle opere. E quest'anno ricorrono 80 anni dalle leggi razziali. Lunedì a Genova la comunità ebraica e la comunità di Sant'Egidio ricorderanno la deportazione degli ebrei genovesi avvenuta il 3 novembre del 1943. La marcia partirà lunedì alle 17:30 da Galleria Mazzini e si concluderà davanti alla sinagoga con alcune testimonianze. E nella nostra agenda adesso altri appuntamenti per domani. Appuntamenti in agenda per domenica 4 novembre. Escursione alla cascata della Ravezza per ammirare i colori dell'autunno nel Parco dell'Aveto. Ritrovo alle 9 al centro visite del parco a Rezzoaglio, rientro previsto per le 13. Come ogni domenica è possibile visitare dalle 10 alle 12 il Museo Diocesano di Arte Sacra, che è aperto in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Chiavari celebra il 4 di novembre, anniversario della vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Alle 10 la celebrazione della Santa Messa in cattedrale. Alle 11 in piazza Roma cerimonia dell'alzabandiera con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. Zoagli commemora il 4 novembre, alle 10 Santa Messa nella chiesa di Sant'Ambrogio, alle 11 celebrazione nella chiesa di San Martino, al termine della quale ci sarà la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. A Rapallo la commemorazione del 4 novembre si svolgerà con il raduno dei partecipanti davanti al Palazzo Comunale. Alle 9:45 il corteo procederà in Corso Italia per raggiungere la Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, dove sarà celebrata la messa alle 10. Dopo il corteo proseguirà in piazza 4 novembre al Monumento ai Caduti per la deposizione della corona di alloro. A seguire in rotonda Marconi sarà gettata in mare un'altra corona di alloro a ricordo dei caduti del mare. A partire dalle 15 gli amici del parco di Via Tino Paggi a Sestri Levante propongono la castagnata. Sono previsti giochi a squadre per ragazzi e musica con Diego DJ. È confermata Villa Tiguglia Rapallo alle 16 la conferenza Rapallo 1918-2018, il senso di una mostra a 100 anni dalla Grande Guerra, tenuta dal professor Carlo Stiaccini, curatore della mostra allestita all'interno della villa dal titolo I segni della guerra, Rapallo nel primo conflitto mondiale, che sarà aperta tutto il fine settimana. Fuoco e mitragliatrici, canti e musiche della Prima Guerra Mondiale in Italia è invece il tema del concerto in programma alle 17 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Appuntamenti in agenda per lunedì 5 novembre. Per i corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 a Villa Queirolo, lezione inaugurale del presidente dell'ente Giorgio Caralis, che terrà una conferenza sul tema La libertà del cittadino nella polis greca e nell'Unione Europea. Per i corsi di cultura di Chiavari, con inizio alle 16 in sala Livellara di Via del Pino, Silvana Rigobello terrà una lezione su La buona provincia, Thomas Sardi, Via dalla pazza folla. E con l'agenda di Telepace si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna lunedì mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace, poi alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.